Diciamo che il concerto che andiamo a ascoltare stasera appunto è stato composto negli anni 20 dell'Ottocento e negli anni 20 dell'Ottocento la chiesa di Sant'Antonio Abate Nespoledo certo non appariva come la vediamo ora, bensì si trattava di una chiesetta probabilmente di dimensioni ben più piccole, di stampo decisamente medievale, e tanto che appunto ci sono dei documenti che attestano questa presenza di questa chiesa in epoca medievale. Il documento più antico è del 1487 e attesta le vicissitudini e attività che la confraternita dedicata ai santi appunto Antonio e Nicolò faceva in questa chiesa. Santi Antonio e Nicolò erano appunto due santi che in qualche modo facevano parte un po' del mondo contadino, erano venerati dal mondo contadino friulano dell'epoca. Un altro dato importante, un altro documento del 1678 e ci testimonia invece che la chiesa di Sant'Antonio Abate aveva appunto due altari. Uno dedicato alla Santa Croce, probabilmente un altare laterale, e uno dedicato a Sant'Antonio Abate, che probabilmente era l'altare maggiore. Si presume che siano stati due altari lignei. Diciamo che queste statue ora sono state oggetto di restauro e ora sono conservate nella chiesa parrocchiale in paese. Altre testimonianze di questa chiesa dell'epoca riguardano la presenza di alcuni quadretti ex voto, che questi sono conservati nella chiesa parrocchiale. Allora, nell'Ottocento, nei primi anni dell'Ottocento, il Friuli fu dilaniato da diverse epidemie e carestie e questo probabilmente fece sì che anche a Nespoledo si decise di ricostruire e ampliare la chiesa di Sant'Antonio Abate appunto per essersi liberati da queste carestie ed epidemie. Gli ultimi interventi sono del Novecento e del 1924 è l'affresco che sta sul soffitto della navata centrale ed è un affresco che ritrae Sant'Antonio in gloria. È un'opera del pittore Giovanni Fantoni proveniente da Gemona che negli anni precedenti aveva lavorato molto in Slovenia. Una curiosità di questo affresco è che nella parte bassa dell'affresco appare probabilmente che spunta da un paesaggio agreste il campanile di Nespoledo dell'epoca. 1961 è l'anno in cui Pio Cuttini, pittore proveniente da Passons, esegue invece l'affresco sul soffitto del presbiterio e si tratta di un Sant'Antonio in terra. In realtà lui rifà un affresco che era già eseguito da un pittore precedente. I sono del 1986 in cui si decide di fare un radicale restauro alla chiesa, gli intonaci al soffitto, e l'ultimissimo è di qualche anno fa, probabilmente del 2017-2018, in cui si fanno i restauri del presbiterio.
parlava prima in prova con Gabriele che questa Nona sinfonia è anche una prestazione sportiva un po' da portare a termine, e di conseguenza, come tutti gli sportivi alla fine fanno un po' di defaticamento, noi uniamo l'utile al dilettevole, cioè facciamo un po' di defaticamento per le mani con la splendida musica di Bach, che è sempre è piacevole per il corpo, è bello ritrovarsi nei fraseggi bacchiani. E quindi dal concerto per 2 clavicembali BWV 1061 facciamo il movimento centrale adagio, ovvero largo.